Nasce ufficialmente l'Associazione Culturale Pro Muceb, Museo della Ceramica di Burgio, che ha come obiettivo principale la valorizzazione del Muceb, contenitore e custode di un'antica tradizione, espressione del sapere fare di artigiani e artisti locali attraverso la realizzazione di eventi a livello nazionale e internazionale con il coinvolgimento di istituzioni, studiosi e operatori del settore. L'associazione ha come obiettivo, afferma Vito Ferrantelli e Sergio Intorre, rispettivamente presidente e vicepresidente, la valorizzazione della preziosa struttura museale del piccolo centro agrigentino Burgio e la promozione di studi e ricerche sulla storia e la cultura della ceramica con il coinvolgimento delle istituzioni, studiosi e operatori del settore. Della neocostituita associazione faranno parte anche come soci onorari insigni studiosi, autorità nazionali e internazionali del settore. Inoltre, per l'organizzazione delle iniziative sarà individuato un qualificato comitato scientifico. E si inizia subito con una idea progetto che si svilupperà nel corso del tempo e che abbiamo denominato Muceb ovunque, che consiste nella volontà di organizzare delle iniziative, delle manifestazioni, degli eventi dentro il museo, nel museo, ma anche fuori dalle proprie mura. Il Muceb oltre il Muceb, affinché esso non rischi di rimanere una struttura statica e immutabile, ma possa divenire una realtà culturale vivace e dinamica e possa essere lo spazio ideale affinché i temi della ceramica possano intrecciarsi con i temi della società, con i temi dell'economia, per costruire nuove politiche di sviluppo per il territorio. Una delle finalità naturali della nuova associazione è quella di promuovere e valorizzare il Museo della Ceramica di Burgio, offrendo nuovi stimoli e ulteriori contenuti di qualità, un rinnovato impulso ad una realtà che contiene certamente i tratti di quella che è l'identità non solo di Burgio ma di tutta la Sicilia. Il tentativo ambizioso è quello di accostare la ceramica all'agricoltura, ai prodotti enogastronomici, ma anche alla letteratura e più in generale ai temi della società. E io credo che in questo modo il Muceb davvero potrebbe divenire lo strumento utile ed incisivo per coniugare proficuamente il binomio cultura e sviluppo.